Ecco a voi il nostro timballo di riso. Dietetico, leggero, light, gustoso. Vi presento i miei collaboratori, la maestra Marisa e la mia mitica giornalista Irene Cattarella. Giornalista food and beverage si vede. Irene, prendiamo questi ingredienti, dai. Va bene, Robby. Allora, qui abbiamo, ricordatevi, la nostra passata di pomodoro e salsa al basilico già pronta. Vedete? Non avete bisogno nemmeno di cucinarla. Esatto, lo trovate nel nostro sito sicanisolidaleshop.com e ricordatevi che è salsa chilometro zero, buonissima, già si sente il profumo. È buonissima. Di questa salsa 500 grammi. Poi il riso, 300 grammi di riso, sale e pepe ovviamente quanto basta, 150 grammi di pangrattato, 200 grammi di formaggio grattugiato e invece questo buonissimo formaggio che vedete tagliato a fette servirà per la farcitura. Ricordatevi che anche i formaggi, Robby, sono i nostri formaggi a chilometro zero che potete trovare sul sito sicanisolidaleshop.com. Robby, versiamo il riso, come diciamo in siciliano? Calammo o riso? A volta domino! Che vuol dire tutto in una volta? In acqua salata e bollente ovviamente. Mescoliamo e lasciamolo cuocere. Lo dobbiamo fare al dente. Quindi per quanti minuti, maestra? A seconda del riso, a seconda del riso che si usa può essere 10 minuti, può essere 15 minuti, a seconda del tipo del riso. Aggiungiamo il pomodoro. Lo possiamo aggiungere anche freddo perché tanto poi deve andare in forno, quindi non è un problema. E mescoliamo. Diamo una bella Vai, Robby. girata. Cosa aggiungiamo, Robby? Non già assieme stagionato. Ricordiamolo che lo aggiungiamo a sentimento. Che vuol dire a sentimento? A piacere. Col cuore. A piacere. Perché serve ad amalgamare. Di pangrattato. Questo timballo verrà rovesciato. Ah, Quindi questa è la parte superiore, se lo rovesciamo. Davvero? Se lo mangiamo caldo, lo mangiamo direttamente porzionato o nella teglia. Ma maestra Marisa, se si può offrire in tutti e due i modi, possiamo dire che è un timballo di riso double fas? Sì, per il timballo si può fare il giorno prima per il giorno successivo, ce lo troviamo pronto. E lo possiamo portare per una scampagnata, Perfetto. al campo sportivo, A chi Il campo sportivo è a fare esagerato. una visita. Il timballo del campo sportivo mi sembra un po' esageratino, però dico, tutto si può fare nella vita. Ma che facciamo? Il primo strato di Sì, questo il primo timballo? strato, mettilo dove non c'è il riso perché lo dobbiamo fare spianato. Abbiamo diviso in Più o meno metà. Piano piano se no ti porti il pangrattato dietro. Aggiungiamo una spolveratina di formaggio e vi ricordiamo quale? Usate questo, il nostro formaggio semistagionato che trovate sul nostro sito sicanisolidaleshop.com. Già fa un profumo incredibile, vero Robby? Questo Sì, sì che è sì. formaggio di montagna. Chilometro zero. Ma non finisce qui, la nostra farcitura è molto ricca perché stiamo aggiungendo anche delle fettine buonissime della nostra caciotta. Caciotta a chilometro zero che trovate sul nostro sito sicanisolidaleshop.com. Morbida, delicata, ideale anche per i bambini. Metti sale. Mettiamo un po' di sale, lo E facciamo io? più gustoso e un po' di pepe. Poco però perché non è che il pepe piace a tutti, a chi piace. Questa è Irene. Anche qua. E adesso che facciamo? Ricopriamo con il nostro strato, sempre con lo stesso sistema. Certo. Mettiamo così e poi spalmiamo col cucchiaio. Guardate Roberta come è brava a spianare. Spiana questo riso. Dobbiamo. Non lasciamo buchi, vero Robby? Dobbiamo vedere. Perché è un timballo con sorpresa, come tutti i timballi, ha una sorpresa all'interno. Quando poi si apre che è cotto, si vede. E quindi potete stupire i vostri ospiti. E adesso per guarnire, per creare quella crosticina buona, una spolveratina di formaggio grattugiato. Vai Robby. Una spolverata, non esagerare. Lo stesso lo facciamo con il pangrattato. E alla fine mettiamo un goccio del nostro olio d'oliva. Un filo. Il nostro olio d'oliva che trovate sul È molto sito. freddo. Esatto, sicanisolidaleshop.com con tutto quello che abbiamo utilizzato. La nostra passata di pomodoro a chilometro zero con cui abbiamo condito il riso e il formaggio con cui l'abbiamo farcito e reso più gustoso. Adesso informiamo. Ricordiamoci 180 gradi per circa 20 minuti, forno già caldo. Andiamo?
e bello di riso. Dietetico, leggero, light, gustoso. E adesso il nostro assaggio, guardate che bello di dentro, guardate. Buonissimo, gustosissimo. Che bontà! Trovate i nostri prodotti su Sicani Solidari, shopee.com. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Mettete un like, spolliciate, un commento e condividete. Ciao!